Buonasera, bentrovati col notiziario di Prealpina che apriamo con la tragedia avvenuta a Gazzada Schianno sul ponte che sovrasta l'autostrada. Un motociclista di 35 anni ha perso la vita nello scontro con un autobus. Sentiamo il servizio di Paolo Grosso, le immagini di Agenzia Blitz. Tragedia nel tardo pomeriggio del 1° maggio sulla provinciale 1, nel tratto sopra l'Autolaghi tra gli svincoli autostradali, nel comune di Gazzada Schianno. Lorenzo Vismara, 35 anni, nato a Carate Brianza e residente a Biassono, nella provincia di Monza e Brianza, ha perso la vita in un drammatico incidente in moto. Era alla fine di una gita con amici quando, tentando di superare un'auto, è entrato in contatto con essa, cadendo e finendo nella corsia opposta. Lì è stato travolto da un pullman turistico. Per lui non c'è stato nulla da fare. Inutile l'intervento del 118. Sotto shock l'automobilista, un 38enne, portato in codice verde all'ospedale di Circolo. Sul posto i carabinieri di Varese che hanno affrontato le conseguenze dell'incidente sul traffico e svolto i rilievi. Vismara, che avrebbe compiuto 36 anni a giugno, era molto conosciuto a Biassono, dove con il fratello gestiva l'azienda di famiglia, la macelleria Italcotti. Commosso il ricordo del fratello Moreno. Riposa in pace, fratellino, voglio ricordarti sorridente. Cordoglio anche dal sindaco di Biassono, Luciano Casiraghi, un bravo ragazzo, una faccia pulita. La procura di Varese ha aperto un'indagine. Lunedì è prevista l'autopsia. Slot machine in funzione al di fuori delle fasce orarie decise dai comuni, controlli e sanzioni per 16 gestori in provincia di Varese. Il servizio della redazione. Slot machine accese fuori orario in provincia di Varese, controlli e sanzioni. Nel primo quadrimestre del 2025 i titolari di 16 locali della provincia tra Bisuschio, Cocquio, Trevisago e Uboldo sono stati sanzionati per un ammontare complessivo di oltre 160.000 euro. I locali controllati dalla Guardia di Finanza, gestiti quasi esclusivamente da cittadini cinesi, ospitano le slot machine che molti sindaci hanno regolamentato con ordinanze specifiche, definendo fasce protette che vietano il funzionamento dei dispositivi, ad esempio negli orari di entrata e uscita dal lavoro o da scuola, orari che i gestori multati hanno violato. Per tutti e 16 sono quindi scattate le sanzioni. Manifestazione del 1° maggio ieri nel centro di Varese, organizzata dai sindacati, chiesti più sicurezza, stipendi adeguati e maggiore dignità da riconoscere ai lavoratori. Vediamo il servizio con le immagini di Stefano Benvenu. Serve una nuova visione del lavoro e del lavoratore. È questo il messaggio lanciato dal 1° maggio varesino che ha portato in piazza problemi, criticità e preoccupazioni. Oltre al tema della sicurezza, a cui era dedicata la giornata a livello nazionale, tra le richieste anche l'adeguamento degli stipendi e il ripristino delle condizioni di rispetto e protezione di chi lavora. La manifestazione, organizzata da CGIL, CISL e UIL, è partita da Piazza Repubblica e ha attraversato strade e piazza del centro fino a raggiungere Piazza Montegrappa. Nell'intervento conclusivo, Santo Biondo, membro della segreteria nazionale della UIL, si è soffermato sul dramma delle morti bianche. 1090 nel 2024, 182 in Lombardia, insistendo sulla sicurezza e il diritto a una vita dignitosa per i lavoratori. La barista centenaria di Nebbiuno, Anna Possi, ha ricevuto la visita di un cliente particolare, il governatore del Piemonte, Alberto Cirio, che è andato da lei a prendere un aperitivo. Ce ne parla Maurizio Roberto. 1° maggio con chi al lavoro non ci rinuncia, neppure ad oltre 100 anni di età e dopo 80 anni di attività. Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, ha scelto di condividere un momento dal 1° maggio con Anna Possi al bar centrale di Nebbiuno. Possi è nota come la barista più anziana d'Italia, che da poco ha superato i 100 anni di vita e continua a lavorare ogni giorno, anche il 1° maggio. L'aperitivo lo prendo, me lo prepara lei, vero? Ha chiesto il presidente Cirio. Possi ha sorriso e ha preparato stuzzichini e uno spritz con spumante che il presidente ha sorseggiato insieme alla donna davanti al bancone. I due poi sono seduti a un tavolino e il presidente ha regalato una targa a nome della regione Piemonte.
Busto Arsizio, sono tornati da pochi giorni i ragazzi dell'oratorio di San Teodoardo, reduci dalla visita in Vaticano in occasione dei funerali di Papa Francesco e del Giubileo degli adolescenti. Parlano gli educatori, li ha intervistati Enrico Forte. Almeno io personalmente spero in un altro Papa che possa continuare la politica di Papa Francesco e quindi un papato che sia più rivolto verso i più poveri, verso gli emarginati, ma anche verso noi giovani e che quindi si spenda per diciamo, le categorie più fragili e più pronte ad accogliere il messaggio di Cristo. Abbiamo necessità e bisogno di ripopolare gli oratori, di riportare tantissimi giovani che negli ultimi decenni si sono sempre di più allontanati dalla fede cattolica e che guardano il cattolicesimo con scetticismo. Abbiamo voglia di riportare appunto questi giovani all'interno delle chiese, all'interno delle nostre istituzioni e riconoscendo il valore fondamentale di coltivare una spiritualità interiore. Legnano via ai lavori allo stadio Mari in vista del Palio che si svolgerà il 25 maggio. Luca Nazzari. Sono cominciati allo stadio Giovanni Mari di Legnano i lavori di allestimento della pista del Palio. Stamane gli operai sono entrati in azione per stendere un primo strato di sabbia a disegnare l'anello su cui correranno i cavalli. Poi sarà la volta dello steccato e della zona della partenza. Le operazioni, che andranno avanti per diversi giorni, trasformeranno di fatto il campo del Legnano Calcio in un ippodromo. Una nuova scenografia promette tra l'altro quest'anno di ricreare la giusta atmosfera per accogliere la parata finale dei figuranti delle contrade in costume medievale. Sono previsti in particolare la realizzazione di un fondale con la facciata del castello e di un altro riproducente un palazzo medievale sopra la mossa dove torneranno a collocarsi i capitani. Una volta terminata la realizzazione della pista, sarà poi un tecnico del Ministero a certificarne l'agibilità, in vista della provaccia di venerdì 23 maggio e della corsa ippica delle contrade della domenica seguente. Eurosport Basket Varese domenica ospita Trieste che si gioca un piazzamento ai play-off. Coach Castritis chiede alla squadra di non accontentarsi della salvezza già raggiunta. Il servizio di Giuseppe Sciascia. Massima concentrazione per l'ultimo impegno casalingo, massima attenzione per affrontare una squadra di grande qualità al di là degli ex e massima determinazione per onorare al meglio la stagione 2024-25 rimandando i discorsi al futuro quando sarà concluso effettivamente il campionato in corso. Ioannis Castridis ha idee molto chiare in vista del match di domenica 4 maggio contro Trieste. Torneranno tanti ex, soprattutto degli immarcabili del 2020-2023, Mike Arcieri, Colby Ross, Markel Brown e Justin Reyes, oltre al capitano dello scorso anno Sean McDermott, con Matt Brasi in tribuna come ospite d'onore in vacanza per qualche giorno a Varese. Sarà l'occasione anche per vedersi con Trieste, dove è chiacchierato come possibile coach futuro, ma Ioannis Castridis guarda avanti verso una partita da vincere per onorare al meglio questo finale di stagione e salutare nel modo migliore il pubblico in vista di un futuro tutto da scrivere. E ora da Antonio Triveri le anticipazioni delle notizie che troverete domani sulla Prealpina in edicola e sui supporti digitali. Buonasera, sulla Prealpina di domani ampio servizio di Adriana Morlacchi su quello che sta accadendo nell'area dell'ex macello di Varese, nel quartiere di Belforte. I residenti segnalano odori sgradevoli, ma il comune smonta tutti gli allarmismi. Non ci sono pericoli per la salute. Poi andiamo a Sommalombardo per l'ennesima segnalazione di una truffa telefonica. La vittima segnala tutto ai carabinieri che aprono un'inchiesta. Confagricoltura Varese, conto alla rovescia per l'assemblea di domenica alla quale parteciperà anche il ministro Giancarlo Giorgetti. Nella relazione del presidente Giacomo Brusa, l'orgoglio del settore. I nostri associati sono degli eroi. E ancora a Venegono Inferiore, festa per i 90 anni del seminario alla presenza dell'arcivescovo di Milano, Monsignor Mario Delpini. Infine, sulle pagine degli spettacoli, il nostro Diego Pisati torna su Stupide Scelte, il nuovo singolo di Clara e Fedez pubblicato oggi. Grazie Antonio, il notiziario si conclude qui, l'appuntamento è a domani alle ore 19.